Al cicciolo le buono, ma proprio veramente buono. Ma l'importante è che lascia la bocca sacca. Eccolo lì. Ciao ragazzi, benvenuti a Campagnola Emilia, terra reggiana, terra di grandi norcini, una tradizione che è profondamente radicata in questo territorio. E ogni anno in questo paese si celebra il Cicciolo d'Oro o Cicciolo da Guinness, come vedrete tra poco, un cicciolo enorme. E questa festa si fa per richiamare l'antica tradizione della norcineria, quando i norcini un tempo andavano di casa in casa nelle famiglie nelle famiglie contadine per offrire i loro servizi. E come rispetto della tradizione, queste persone sono venute qui questa mattina di buon'ora per preparare tutta la loro attrezzatura, quindi pentoloni, la legna, tutto quello che serve per preparare questi bocconcini che sono il prodotto residuale della lavorazione del maiale. E quando c'era la maialatura, come molti di voi sapranno, diventava un momento di festa per il borgo, per la contrada, per le famiglie, ed è un po' il clima che si respira anche oggi qui in centro paese. Fare i ciccioli è un'arte che richiede vari passaggi molto spettacolari e soprattutto una competenza che queste persone hanno maturato proprio riscoprendo questa tradizione. E allora andiamo a scoprire insieme che cosa vuol dire preparare questi bocconcini sfiziosi che non a caso, come avete sentito prima, ho definito le chips del contadino. I ciccioli nascerebbero da tutte le parti grasse del maiale, dalla coda alla testa. Noi qua abbiamo usato le due parti principali, la pancetta e la schiena, che si chiama bronza e schiena. Perché quelle due parti lì? Sono le due parti che si usano più facilmente, quelle altre perché il grasso del prosciutto, il grasso della spalla e quelle robe lì li usano perché è grasso molto buono, li usano anche a fare gli strutti, li usano a fare quelle cose lì. E cosa fanno poi? Qual è la lavorazione che devono fare? Adesso qua le mettono dentro, si parte con un po' di innesto, noi lo chiamiamo innesto, con un po' di strutto all'inizio, 3-4 litri di strutto perché non si attacchino. Dentro il pentolone? Dentro il pentolone. Poi dopo si parte, pian piano si butta dentro di tutte le parti del maiale, tagliato, perché sono tutte tagliate a cubettoni, tagliato, messo dentro e fatto bollire per 3-4 ore. Loro adesso sono bianchi perché il grasso è bianco, però man mano che prendono il colore, il marroncino, diventa dorato del cicciolo. Ecco. Poi dopo vengono al momento giusto, perché è un attimo, un po' prima, un po' tardi e cambia tutto. Si rovina tutto. Ci vuole il momento giusto. Si tolgono dal paiolo, si salano in una pezza da caseificio. Noi usiamo una pezza da caseificio perché trafora solo sale? Sale e spezie che ognuno ha la sua ognuno ha la sua concia, c'è qualche segreto. I suoi segreti non li impari da nessuno. Te chiedi a tutti, ma il segreto non lo impari. Poi dopo vengono torchiati, fatto le formelle e sono già ciccioli pronti da mangiare. E diventano le patatine. Già patatine pronte. Me lo dice in dialetto? E le patatine di Gugiol. Ma lei da quanto tempo li fa i ciccioli? Io ho cominciato, non so se lei si ricorda che avevo detto. Sì. Mio padre, dopo che ho finito le medie, mi ha detto o che vai a scuola o che vai a fare il macellaio con quel signore lì. E allora io ho detto vado a fare il macellaio, avevo 15 anni, ho cominciato da 15 anni, ce ne ho 70, perciò faccio lei i conti più o meno cosa posso. Che facciamo ciccioli e maiali. Dopo ci sarà la valutazione, no? Sì. Cosa si deve guardare per dire questo cicciolo è buono? Allora, noi nel cicciolo d'Eca di Campagnola ci vuole leggermente un filo di magro,
che il filo di magro è nella pancia, e nella parte della pancetta c'è un filo di magro ed è la nostra tipicità un po' quella lì. Ho capito. Bisogna che sia quello lì. Poi dopo si guarda la friabilità, il profumo, che non abbiano profumi strani, perché se prendi un po' il cotto si bruciano. Certo. E poi la friabilità e il colore, tutte queste cose qua. Quanto conta l'occhio del cicciolaro? Conta. È una cosa che conta, perché uno c'ha l'occhio anche il colore così, poi prima di prenderli via bisogna guardare, ci sono dei particolari da guardare nel paiolo, dei segreti che sono segreti, che uno li provi a schiacciare, che non buttino fuori lo strutto, poi certo. dopo anche le bollicine della bollitura contano molto. Ah, perché? Perché le bollicine finché sono grosse non sono pronti. Quando le bollicine della bollitura diventano piccole, incominciano a essere pronte. Mamma mia, è una scienza sta qua. Sono cose che pian piano uno e solo impara. Qui si imparano. Sì, sì. Sono 40 anni che faccio ciccioli, 40 anni che ne faccio, sì. E quindi oggi farà il cicciolo da Guinness? Sì, facciamo 2 forni da Guinness, di 1,60 m di diametro, circa 1 quintale l'una, e vanno dati tutti in assaggio, tutti gratuitamente. Adesso quanto tempo ci vuole per fare il Ci cicciolo? vuole, abbiamo cominciato che erano le 9 a mettere dentro, si finirà verso l'1, saranno pronti verso le 4, 4 e mezzo. E bisogna seguirli continuamente? Sì, bisogna seguirli. Il cicciolo si fanno con gli occhi. Il cicciolo non è che uno ne ha imparato, però si fanno con gli occhi, bisogna vedere come si cuociono, devono essere pari. Il problema è che devono essere tutti e 5 uguali, perché per fare la forma devono essere tutti uguali. Certo. Quello che è più brigoso da tenerle pari. Qui conta l'occhio allora dell'esperto? Sì, conta molto l'occhio. Lei 40 anni che fa i ciccioli, ma davvero? Sì, io sono 40 anni che faccio dei ciccioli. Ma è ancora un prodotto che va, che funziona? Sì, va tantissimo. Qua nelle zone, nella Bassa Reggiana, nel Bolognese, ma nel Ferrarese vanno tantissimi. Il cicciolo secco, il cicciolo croccante. Come deve essere il cicciolo buono? Deve essere croccante, che si deve scroccare quando uno lo spacca, non ti deve lasciare la bocca unta. L'importante è che ti lasci la bocca asciutta. È uno stuzzichino, proprio, è una patatina di maiale. Era la sfiziosità del contadino. Sì, proprio che si faceva una volta in casa, e come vengono ancora fatti come si faceva una volta in casa. E per lei cosa vuol dire fare i ciccioli? È la mia passione, a me piace, è un'arte, è un mestiere, e mi piace farlo, insegnare anche agli altri, mi piace insegnare agli altri piano piano, perché io sto diventando vecchio. Me lo dice nel suo dialetto che il cicciolo è buono? Al cicciolo le buono, ma proprio veramente buono, ma l'importante è che lascia la bocca sacca, eccolo lì, ok? Chi più di lei è esperto qui? Nessuno? Ma qua nessuno, di la verità, ognuno fa il paiolo piccolino, però qui è di tenerle tutte pari e non è facile. Non è facile. Io non è che abbia studiato tanto, perché ho fatto solo la quinta, non è che sia un grande diplomato. Ma lei la scuola se l'è fatta sul campo? Me la sono fatta da solo. Davanti al pentolone? Sì, me la sono fatta davanti al pentolone col fuoco. Però sa che ho visto tanti giovani che si cimentavano lì. E poi quello lì, è correttante, no? Di farli fuori così. I giovani vengono su e loro imparano, fanno la gara fra di loro, stanno insieme. Questo qui è un lavoro per stare insieme, unire la gente in paese, è questo qua. Ma fra tanti giovani c'è un allievo che sta superando il maestro? Secondo me fanno molta fatica. Nel suo piccolo è chiaro che un paiolino così è un conto. Qua ci sono 5 caldai, qua si cuociono 20 quintali di grassi, per quindi è come ho detto prima, è di tenerle tutte pari, che non è facile. Ciccioli, ma non solo, perché dietro ai pentoloni ci sono soprattutto degli amici che si portano un bel carico di goliardia e anche delle alternative molto invitanti ai ciccioli. Federico, tira su. Cos'è questo? Questo qui è un salame di Gentile di Scrofa, che quando l'abbiamo fatto mio fratello bagnato era 6 kg e 8 etti, dopo stagionato è diventato così, un salame da mangiare in compagnia. Ma già oggi? Mangiamo oggi, lo mangiamo. È il momento giusto? Oggi è il momento giusto, dopo un anno di stagionatura è il momento giusto. A che ora lo tagli? Lo tagliamo quando strichiamo i ciccioli, dopo festeggiare mangiamo un salamino. No, perché me lo scrivo così vengo. No, certo, ti aspettiamo. Andrea, cosa bolle in pentola?
Questo qui è un bellissimo cotechino fatto in casa da sottoscritto. Ma si cuoce col panno così? Si cuoce col panno perché se non ci fosse il panno, con il movimento delle bolle il cotechino si va a rompere. Mentre col panno il cotechino rimane integro, si cuoce ugualmente, e quando io tolgo il panno il cotechino non si è rotto. In verità, chi è che ti ha insegnato sto segreto? Ah, mio nonno. Mio nonno, che adesso non c'è più, mi ha insegnato tutte le sue tecniche e le ha tramandate a suo nipote, e noi cugini le portiamo avanti. Chiami? Giovanni. Professione? Studente di medicina. Ah, e sei qui a fare i ciccioli? Vabbè, un passatempo come un altro in fondo, no? Perché ti appassiona questa cosa? Ma diciamo che un mio amico c'aveva il nonno che li faceva. Sono venuto qua a farli e dico, beh, è un passatempo con amici in cui fai qualcosa di buono. E allora... Passatempo gustoso? Vacca boia, sei gustoso? Assolutamente. Vacca boia. Di dove sei? Di Reggio Emilia. Ah, quindi sei anche in trasferta? Sì, esatto, ho fatto un viaggetto, vabbè, viaggetto di mezz'ora, trasferta breve, dai. Ma il gioco vale la candela comunque. Assolutamente tutta. Adesso mescoli? Sì, mescolo che bisogna evitare che si attacchi sul fondo. Ma cos'è questa? Questo qua c'è una vescica sopra. Davanti questo bianco qua è una parte del maiale, che è una pezza, io la chiamo pelle grassa, che riesco a toglierla quando spolpi il maiale, no? Si trova tra il prosciutto e il fiocchetto. E mi viene giù calda. Adesso vi faccio vedere. Ma guarda te. Ma quanti fanno una preparazione del genere? No, nessuno, solamente io. Roba da marziani? Dopo ci ho messo, sì, proprio. Dopo ci ho messo un po' di pepe, sai? Lo metto 2 giorni nel vino rosé, un po' di vino bianco con dell'aglio. Lo macerare un po'. Dopo lo lascio 10 giorni in sale, perché quando è piena così riesce, tira dentro poco il sale, no? Lo lascio 10 giorni in sale, lo lascio, la tiro fuori, poi lo avvolgo, metto un po' di pepe per i moschi, sai, per le mosche, e metto su dopo questa cosa qua. Ed è 11 mesi che è fuori in cantina. Buongiorno. Cosa abbiamo qui? Qui abbiamo il menù contadino di un tempo, che partiamo con risotto con la salsiccia per cominciare. Poi abbiamo la spalla cotta con la polenta abbrustolita qui. Qui c'è il brodo per preparare il risotto, logicamente. E poi nel forno, per non farci mancare niente, abbiamo fatto anche un po' di lasagna. Insomma, lasagna tanto per il kit di sopravvivenza per oggi, perché dobbiamo passare la giornata intanto che aspettiamo che vengano pronti, speriamo, i ciccioli, per cui dobbiamo tirare sera, per cui bisogna ingannare il tempo, di conseguenza. Bisogna star su. Per ingannarlo abbiamo pensato di fare una cosa del genere, esatto. La festa del Cicciolo d'Oro richiama ormai ogni anno migliaia e migliaia di visitatori, ma quando partirono ormai più di 20 anni fa, i numeri non erano sicuramente questi, perché c'erano pochi cicciolari, pochi norcini che facevano la dimostrazione di come nascono i ciccioli, e anche le persone che venivano a questa manifestazione erano veramente poche, imparagonabili rispetto ad oggi. Poi però nel corso del tempo questa manifestazione è cresciuta, perché il richiamo alle origini ha veramente attratto un numero crescente di persone, sia come visitatori e degustatori, ma anche come persone che si cimentano nell'arte del cicciolo, che non è un'arte affatto semplice. Andiamo allora a scoprire che cos'è questo prodotto così marginale rispetto alla comunità di Campagnola. Non si tratta soltanto di cibo, non si tratta soltanto di una sfiziosità, è un qualcosa che da queste parti va molto oltre. Ma che cos'è il Cicciolo d'Oro al di là del prodotto, al di là del bocconcino? Cos'è per voi? Noi siamo partiti nel 2000 perché abbiamo pensato di valorizzare un prodotto che facevamo nelle case, quelli che andavano a fare i salami. Infatti siamo partiti nel 2000 con 13 paioli ed erano proprio i norcini che andavano nelle case a fare salami, cotechini, questa roba qua. Poi pian pianino si è allargata e ormai sono 26 anni che la facciamo. E sì, abbiamo trovato anche molti giovani che si sono appassionati e a noi fa molto piacere, perché è una cultura che vogliamo cercare di valorizzare, insomma, di tenere viva. Ecco. Ogni anno a questa festa vengono migliaia di persone. Perché? Qual è il segreto di questo successo? Non lo sappiamo, in teoria è perché non so, si divertono molto. La festa, noi vediamo anche tutti i cicciolai che sono molto allegri, passano una giornata serena e la gente che viene è coinvolta, perché quando passano
a disposizione di loro c'è se tagliano un salame, se tagliano... Vuoi sentire, vuoi assaggiare, certo. È più una festa così di tutti proprio e forse per quello che vive ancora la festa del cicciolo dopo tanti anni, insomma. Aver riscoperto il cicciolo, averlo rinobilitato vuol dire anche aver rigenerato uno spirito di comunità. Esatto, infatti se tu guardi in giro, anche qua c'è molta gente anche di Campagnolo, oltre che forestieri, perché si sentono coinvolti, è una festa del paese anche, non solo noi qua arrivano 10-15 mila persone durante tutta la giornata, però è coinvolto anche tutto il paese, anche come volontari, come certo. Dare una mano, la banda, insomma tutti si prestano per fare questa festa. Tu Aristide sei stato uno dei promotori, dei fondatori di questa festa, come ci si sente dopo 25 anni a vedere questo spettacolo? È una bella soddisfazione, noi siamo partiti nel 2000 che non sapevamo cosa fare, volevamo fare una festa, con il sindaco ci siamo trovati e abbiamo detto cosa facciamo, cosa troviamo fuori qualcosa per fare una festa del paese. Allora abbiamo pensato a provare a fare i ciccioli, chiediamo ai norcini che vanno nel paese, nelle campagne a fare i salami, se vengono, ma erano molto titubanti perché fare il cicciolo non è così semplice, perché si possono bruciare alla svelta e fanno una brutta figura e quindi certo. Non aveva mica nessuna voglia di venire. Poi un po' l'amicizia, un po' le pressioni che gli abbiamo fatto, siamo riusciti a partire con questi proprio perché così era una festa. Dopo abbiamo visto che la festa si è evoluta perché tutti gli anni aumentavano il numero dei norcini. Dovete sapere che chi viene qui a fare i ciccioli non è che lo fa soltanto per lo spirito di goliardia, di simpatia, di comunità, che per carità è l'essenza di questo evento, ma c'è anche un concorso. In pratica ogni squadra deve comporre 4 torte, 2 vanno per gli assaggi, una se la tengono loro e una viene portata qui in sede municipale perché lì qui c'è la giuria che sta valutando il migliore, quello da cui nascerà il Cicciolo d'Oro edizione 2025. Sono 68 assaggi, bel lavoro E questo è il momento clou della giornata, quando viene fatto il cicciolone, ovvero il cicciolo da Guinness. Vedete, questa è una mega torta che i nostri amici stanno riempendo, tutti grandi professionisti. Ne faranno 2 con un macchinario tutto particolare che hanno ideato appositamente per questa cosa. E questo quindi aggiunge ulteriore spettacolo a una giornata che è stata veramente intensa e tutti sono qua ad aspettare di potersi portare a casa un po' di questo cicciolone. Ciao ragazzi, vi lascio a questo gran finale e noi ci vediamo alla prossima cantierata.